Benvenuti al nuovo appuntamento di Il Veneto in diretta. In primo piano l'intervista a Giovanni Manildo, candidato per il centro-sinistra alle prossime elezioni regionali del Veneto. A seguire Mauro Della Valle incontra Marco Trevisan, presidente di Confapi, l'associazione delle piccole e medie imprese di Padova. Quindi Vincenzo Gottardo dialoga con Luisa Beltrame, sindaco di Ariano Polesine. Si parlerà di Parco del Delta del Po. Ma ora spazio a Marco Ferraro che ospita Nicola Lazzarin, sales manager di Ceccato Automobili. E benvenuti a tutti a un Veneto in diretta con la nostra consueta rubrica Lavoro in corso. Oggi per dare un'ennesima facciata, un'ennesima proiezione su quello che è la situazione e il contesto del mondo del lavoro nel nostro nord-est. Come ospite abbiamo Nicola Lazzarini, direttore commerciale di Ceccato Automobili. Nicola, ben arrivato qui da noi. Grazie dell'invito. Allora, intanto cominciamo con una semplice domanda, una semplice richiesta, una piccola breve presentazione di chi è, di cosa rappresenta all'interno della struttura di Ceccato Automobili. Allora, io mi occupo prevalentemente della parte commerciale, della parte retail dell'azienda. Siamo un gruppo abbastanza presente nel nord-est e molto considerato dalle case mandanti che rappresentiamo. Facciamoci anche un'altra panoramica, una sorta di viaggio itinerante all'interno del vostro microcosmo, Ceccato Automobili. Come descriverebbe tutta quanta la struttura della vostra azienda? È un'azienda che nasce nel lontano 1949 come una officina di riparazioni, poi nel 61-62 prende il primo mandato come concessionario ufficiale Fiat e tutto quanto questo nella zona di Schio e Tiene. Oggi invece siamo presenti in 2 regioni, Veneto e Trentino. Partiamo da Trento, copriamo 19 sedi. Siamo presenti a Verona, Padova, Vicenza, siamo a Treviso e arriviamo appunto fino a Villorba. E i marchi che rappresentiamo oramai sono più di 20 e spaziamo dai brand generalisti che ci hanno fatto diventare grandi ai più blasonati come Porsche. Certo. Allora, Lavoro in corso, Nicola, rappresenta ovviamente questo sportello che noi dedichiamo chiaramente alle aziende che vengono a trovarci per dare la possibilità a voi stessi di creare questi spazi lavorativi. Che figure di personale state cercando attualmente? Allora io vorrei fare una battuta e rispondere che prima di tutto cerchiamo delle brave persone, certo. Non è cosa da poco. Dopodiché noi stiamo alla ricerca costantemente di persone capaci e se non sono capaci, persone che hanno voglia di diventare capaci. Cerchiamo persone appassionate e l'ambito del nostro lavoro dove abbiamo più fame, più ricerca è sicuramente l'ambito della riparazione, per cui l'ambito del service, però anche altre figure importanti stanno nascendo come quelle del marketing. Ok, oramai una volta ci si poteva accontentare di una risorsa, un gruppo come il nostro che oramai insomma conta fra dipendenti diretti e indiretti circa 800 persone. Abbiamo bisogno anche di fare una squadra importante del marketing. Mi permetto questo azzardo, le persone che si orienteranno a voi, Nicola, devono essere già preparate in partenza o c'è comunque una fase in cui si possono affidare chiaramente alla vostra conoscenza per creare un percorso di apprendimento? Allora, prima parlavamo del territorio, quanto ampio è il territorio, dove siamo presenti o quant'altro. Diciamo che fare parte di un territorio vuol dire anche crescere assieme a quel territorio. Abbiamo stretto relazioni con le scuole, con gli istituti professionali, con gli istituti tecnici, con gli istituti commerciali, ma anche con l'università stessa. Per cui nel momento in cui noi dobbiamo attirare, tra virgolette, delle persone che possono avere del talento, possono diventare tali, non escludiamo il fatto di tirarli all'interno così come sono, provenienti dal livello scolastico, e poi di formarli. Abbiamo un'academy interna nostra, anche se un po' la parola academy è un po', diciamo, molto inflazionata in questo periodo, però non necessariamente siamo alla ricerca solo di professionisti. Anzi, diciamo che ogni volta che abbiamo bisogno di ricoprire un ruolo, andiamo sempre al nostro interno prima di guardare fuori. Certo, si parla di figure a ricerca, si parla di figure potenziali che arriveranno, non si può non parlare, Nicola, di quelle che sono le figure, lo staff tecnico all'interno di Ceccato Automobili del presente. Che tipo di staff è, ma soprattutto quanto è importante la sua preparazione? La preparazione oramai è fondamentale. Mi viene in mente una frase che dice che chi non si distingue si estingue.
per cui direi che la formazione è assolutamente necessaria. Siamo attenti alla parità di genere. E in questo momento, nonostante l'ambiente sia un ambiente per certi aspetti molto maschilista, in realtà diciamo che siamo ben distribuiti e la stragrande maggioranza delle figure apicali all'interno dell'azienda sono donne. Certo. Questo in questo periodo, insomma, è anche bello, potremmo dire. Ultima piccola parentesi prima di salutarci, Nicola, i servizi di punta di Cecata Automobili. Diciamo che vendiamo mobilità, per cui vendiamo autovetture nuove, chilometri zero, usate, vendiamo assistenza, abbiamo coperture assicurative, abbiamo noleggio, per cui diciamo tutto quello che è la mobilità. Certo, grazie Nicola per la sua collaborazione. Grazie a voi. E per il momento è tutto da Lavoro in Corso, grazie anche a voi che ci avete seguito, ci vediamo ovviamente al prossimo incontro. Grazie a Marco Ferraro e al suo ospite Nicola Lazzarin. Ora parola a Giovanni Manildo, candidato del centro-sinistra alle elezioni regionali in Veneto. Benvenuti ad un nuovo appuntamento del Veneto in diretta. Nell'occasione abbiamo il piacere di incontrare Giovanni Manildo, che è candidato per il centro-sinistra alle elezioni regionali. Benvenuto a lei. Grazie, buonasera. Anzitutto parliamo ovviamente delle tante tematiche di cui vorremmo trattare, anche se il tempo ovviamente non ce lo consentirà in maniera esauriente, ma partiamo da una considerazione. Secondo lei come è stato governato il Veneto in questi ultimi decenni? Beh, c'è un grandissimo bisogno di alternanza, dobbiamo passare da un Veneto di uno a un Veneto di tutti, con partecipazione di tutti, dobbiamo creare futuro assolutamente e dobbiamo colmare alcune azioni che non sono state fatte, un sostegno molto più forte al sistema industriale, alle piccole e medie imprese, anche guardando a un'internalizzazione e un sistema tra le piccole e medie imprese, dobbiamo garantire un diritto universale alla salute, dobbiamo considerare l'ambiente una priorità delle nostre azioni nel presente, non soltanto nel futuro, un'attenzione, una cura all'ambiente e dobbiamo guardare i giovani che ci accompagnano in questa campagna elettorale, ma soprattutto anche dare cura ai nostri anziani che hanno assolutamente bisogno di assistenza. Ambito della sanità e del sociale sono due contesti in cui il centro-sinistra ha portato avanti battaglie importanti perché non è stato adeguatamente gestito un ambito fondamentale per la nostra regione e per il territorio più in generale. Beh, la salute pubblica è una priorità, il diritto universale alla salute è una necessità, dobbiamo lavorare per preservarlo. Abbiamo assistito a una sempre maggiore fuga verso il privato, la spesa pro capite del privato del Veneto è una delle più alte d'Italia, le liste d'attesa sono molto molto lunghe, su questo bisogna lavorare e mettere risorse, ma anche sul fronte sociale, socio-sanitario, quindi sull'attenzione alle criticità e alle fragilità bisogna fare molto, con una visione più integrata, non a spot, una visione di sistema che faccia delle politiche sociali una delle cose più importanti del nuovo Veneto. Viviamo un momento congiunturale estremamente difficile. Secondo lei com'è stato il sostegno anche da parte della Regione Veneto alle piccole e medie imprese che sono, la colonna portante della nostra economia? Beh, le piccole e medie imprese sono quelle che hanno fatto grande il nostro Veneto, sono la colonna vertebrale del nostro Veneto. Diciamo che il Veneto è si poteva fare molto di più come governo del Veneto. L'assistenza alle piccole e medie imprese è una creazione di una rete sempre maggiore, uno sguardo all'innovazione e alla digitalizzazione come strumento di competitività e soprattutto si lega a un tema dei giovani, un tema della PMI. Non dobbiamo disperdere tutto quel capitale umano che investiamo nella formazione dei giovani universitari, dobbiamo trovare il modo che questi ragazzi possono poi dare il lustro alle nostre piccole e medie imprese. Quindi da una parte colmare il desiderio di futuro felice dei ragazzi, dall'altra dare maggiore competitività alle PMI. Lo sviluppo di un territorio si misura anche nella capacità di mobilità. Dal punto di vista delle infrastrutture, voi siete stati particolarmente critici in quella che è la superstrada pedemontana veneta, per cui secondo voi sono stati spesi dei capitali enormi che adesso sarà difficile rientrare dal punto di vista delle spese della gestione. Nonostante tutto, nonostante siano state realizzate opere come il Passante, ancora il Veneto è carente da quel punto di vista.
un flash sulla Pedemontana. La Pedemontana è stata gestita in un modo che ha creato un grande problema finanziario alla regione, e questo è un tema che ci preoccupa molto perché drena risorse sia per il sociale sia per quanto riguarda anche pensare al trasporto pubblico, ad altre forme di mobilità. Dall'altro punto noi vogliamo rilanciare una vecchia idea, ma che probabilmente era la migliore, quella del sistema metropolitano ferroviario di superficie, con una creazione, grazie a questo sistema, di una rete che colleghi tutti il sistema policentrico del nostro Veneto. Ecco, ritengo che questa sia un'opera strutturale e strategica su cui si deve assolutamente fare di più, e diventa un punto fondante del nostro programma. Non siamo certo noi a doverlo ricordare a Giovanni Manildo, candidato per il centro-sinistra alle elezioni regionali, ma il problema delle risorse è cruciale, soprattutto in vista di quelli che sono stati previsti come i nuovi tagli da parte dello Stato alle regioni. Beh, certo, allora, il primo tema è usare bene le risorse. Purtroppo abbiamo parlato prima del tema della Pedemontana, che non è stato un utilizzo proprio virtuoso delle risorse, sta creando un debito molto importante ai veneti e lo creerà per 39 anni, e questo ci vuole una maggiore oculatezza nella gestione delle risorse. Dall'altro tema, i fondi del PNRR e i fondi europei devono essere utilizzati in modo strutturale. Ritengo che questa possa essere un asse molto importante per avere delle risorse per le politiche che vogliamo concretizzare. Poi una diversa allocazione delle entrate della regione penso che sia necessaria, guardando con attenzione, l'ho detto prima, sia alle fragilità che allo sviluppo. Per concludere le chiediamo in qualche modo un appello. Abbiamo visto in queste ultime tornate elettorali imporsi un partito, quello dell'astensionismo. Come riavvicinare gli elettori, a partire dai giovani, alla politica? Beh, con la convinzione che ognuno può concretamente migliorare il mondo in cui vive, che non tutti i politici sono uguali e che concretamente si può fare qualcosa per creare futuro e dare prospettiva ad ognuno. Quindi l'indifferenza, l'indignazione devono essere il motore questa volta per la partecipazione invece che per l'astensione. Si chiude qui lo spazio intervista del Veneto in diretta. Noi ringraziamo Giovanni Manildo, candidato del centro-sinistra alle prossime elezioni regionali. Grazie a voi. Grazie a Giovanni Manildo. Ora la parola passa a Mauro Della Valle, che intervista Marco Trevisan, presidente di Confapi, l'associazione delle piccole e medie imprese di Padova. Diamo il benvenuto al nostro ospite odierno, Marco Trevisan, che è presidente di Confapi Padova, che è parte di una confederazione nazionale che rappresenta le piccole e medie industrie, praticamente il 90% del sistema industriale italiano. O mi sbaglio? Grazie, buongiorno Mauro. Confapi rappresenta una grossa fetta dell'economia italiana. Siamo la seconda associazione datoriale in Italia e rappresentiamo la piccola e media industria privata. In questo contesto Confapi Padova è la terza territoriale italiana, quindi siamo orgogliosamente rappresentanti di una importante fetta dell'imprenditoria veneta. Quindi voi rappresentate le piccole e medie industrie, parte anche dell'artigianato. Il Veneto per decenni è stato considerato la locomotiva d'Italia. Dal vostro osservatorio, come valutate la situazione odierna delle imprese? Allora, dobbiamo parlare di crisi. Il settore manifatturiero è in crisi, l'industria è in crisi. La politica non ama raccontarlo o descriverlo o parlarne, ma la crisi c'è. Abbiamo da gennaio 23 una diminuzione della produzione industriale in Italia, c'è stata un'interruzione a questa discesa continua che è durata 26 mesi, quindi col mese di aprile c'è stato un più 0,3%, ma la realtà è che la situazione è ancora molto difficile. Quindi la produzione industriale nazionale è in calo da 26 mesi, vedo per fortuna dei segni di ripresa. Abbiamo avuto una condizione internazionale difficile, abbiamo avuto una serie di fattori concomitanti, direi quasi drammatici a livello economico, a livello industriale. Mi sforzo di essere ottimista e di vedere un'inversione di tendenza. Credo che in questo secondo trimestre 2025 sia finita la discesa.
credo di intuire diversi segni che fanno pensare almeno a una ripresa della crescita. Lenta, progressiva, il volano dell'industria è molto lento a fermarsi, è molto lento a ripartire, ma io credo che sia finita la discesa e che ci aspettino dei tempi migliori, almeno dal 2026 in poi. Direi un segnale che contrasta un po' con alcuni altri che provengono da alcune altre province, che invece in cui si sta parlando già di richiesta di CIG, cioè di cassa integrazione ordinaria per i mesi di settembre e ottobre, e molti imprenditori hanno deciso addirittura di anticipare il periodo di chiusura delle proprie aziende già da questo mese di luglio. Guardi, sono stati 2 anni veramente difficili, e ancora i tempi sono difficili. Io sono anche presidente di un'associazione di categoria costituita dalle aziende che fanno trattamenti termici contro terzi, dentro l'Associazione Italiana Metallurgia. E quello che sto vedendo io l'hanno visto anche tutti i miei colleghi a livello nazionale. Quindi sta rallentando la discesa. Con il secondo trimestre 2025 probabilmente si stanno costruendo le prime basi per immaginare una risalita che non è iniziata, la situazione è ancora difficile, ma credo che qualche timido segnale di ripresa si possa intuire, e ovviamente non subito, credo che avremo ancora una parte di 2025 difficile da affrontare, ma io credo che con il 2026 le cose possano ripartire, anche perché non è che l'industria sia sparita. L'industria ha pagato una serie di fattori concomitanti di crisi pesanti, importanti, lunghi, un ciclo economico nuovo che non abbiamo mai visto dal 2020 in poi, ma io credo che dopo il boom del 2022-2023 l'assestamento 24-25 si stia concludendo, e io mi auguro, ma sono abbastanza certo che ci sarà una ripresa almeno dal 2026. Insomma, lei sta già dimostrando l'ottimismo degli imprenditori, altrimenti, come ci hanno detto altri prima di lei, non si farebbe questo mestiere. Però lei, prima di essere imprenditore, è stato anche un dirigente, un consulente aziendale, in particolare nell'ambito di Veneto Work. Ecco, può essere questo, cioè quello del sistema di fare rete tra imprese, tra imprenditori, uno dei modi per uscire dalla crisi? Guarda, io ho fatto il manager, non il consulente, ho fatto il manager, il dipendente per 20 anni, in aziende belle, multinazionali. Per esempio, 11 anni li ho passati in Porsche Italia, qui a Padova, ero direttore marketing fino al 2012, poi sono stato direttore generale di un gruppo importante nel settore della plastica, dopodiché nel 2015 ho avuto l'opportunità di diventare amministratore delegato e socio di minoranza della Trevisan SRL di Massanzago, che si chiamava come me per un caso della vita fortuito e interessante. E da lì ho imparato, ho cominciato a fare l'imprenditore, ci ho preso gusto, ho liquidato progressivamente tutti i miei soci di Venetork, appunto. Nel 2021 ho comprato un'altra azienda che è Rettifica Nord a Vigonza, e adesso sto comprando la terza azienda. È un modello forte, è un modello interessante, sono entrato da manager e socio, quindi con un doppio coinvolgimento, con una formula che funziona, in un sistema che è molto forte, che adesso sta soffrendo un pochettino Venetor per la crisi economica e industriale generale, ma che si è dimostrato in molte occasioni vincente. Venetor, che è un modo di mettere insieme 80 imprenditori veneti e friulani di grande livello, fra cui ho il piacere di essere annoverato anch'io, e che sta portando avanti almeno diversi progetti molto stimolanti, molto interessanti, diversi cluster, il cluster della mobilità, il cluster dell'occhielleria, il cluster della scarpa sportiva. Sta investendo per produrre, per portare benessere, innovazione, sviluppo economico e per portare avanti l'impresa, che nel nord-est è sicuramente un fattore determinante. Sicuramente un fattore vincente, interessante, nuovo. Venetor non opera con l'ottica di un fondo di investimento di private equity, ma lavora in un'ottica di una società per azioni che vuole creare sviluppo. Quindi si innesta perfettamente nel sistema dei distretti del nord-est. Ringraziamo il nostro ospite Marco Trevisan, ricordiamo presidente Confapi Padova. Grazie a Mauro Della Valle e al suo ospite Marco Trevisan. Proseguiamo ora con Vincenzo Gottardo, che dialoga con Luisa Beltrame, sindaco di Ariano Polesine in provincia di Rovigo.
Benvenuti al Veneto in diretta, la rubrica Primi cittadini del turismo incontra ogni volta territori della nostra regione e i loro primi cittadini che raccontano storie di vita, storie di comunità, storie del popolo veneto che ha reso grande questa terra. Oggi vi presento il sindaco del comune di Ariano nel Polesine, lei è Luisa Beltrame. Sindaco, benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti. Ariano nel Polesine è un comune di riferimento nel cuore del parco del Delta del Po, circa 4.000 abitanti, un territorio vasto che si contraddistingue per la bellezza ancora sotto certi aspetti incontaminata, argini, grandi passeggiate, lunghi canali d'acqua. Un territorio ovviamente che deve essere governato e deve essere gestito. Il sindaco al suo secondo mandato ci racconterà adesso quali sono le progettualità migliori che ha in mente e che stanno ovviamente a cuore, perché sindaco, questo è un territorio che per gestirlo bene bisogna amarlo, è d'accordo? Concordo, ha detto esattamente una cosa corretta. È un territorio ampio, un territorio vasto, un territorio che si presenta sia da un punto di vista, diciamo, storico, naturalistico, ambientale, offre tantissime opportunità e tantissime possibilità. Va governato certamente, bisogna trovare quelle che sono le peculiarità e credo che arrivare a progettare uno sviluppo di un territorio non si possa prescindere da quelle che sono le sue particolarità, le sue attitudini. Quelle del nostro territorio sono sicuramente quella ambientale, quella turistica, penso anche a quella di tutto il settore dell'iticoltura, della lavorazione del pesce, della pesca, perché ci sono delle eccellenze che vanno sicuramente premiate e valorizzate in questo senso. Quindi il lavoro che stiamo cercando di fare è una promozione territoriale che veda, diciamo, valorizzati tutti gli ambienti che sono quelli appunto di tutte le frazioni e del centro storico, dal punto di vista appunto anche della visitazione naturalistica, ambientale, storica, come dicevo, ma anche cercare di dare quel valore alle aziende per cercare di far sì che i nostri giovani, i nostri abitanti, i nostri cittadini abbiano il desiderio e la possibilità di restare nel nostro territorio, perché questo insomma è un po' un obiettivo che stiamo cercando tutti di contrastare, che auspichiamo di poter offrire delle opportunità di vivere bene nel nostro territorio e di poterci rimanere. Sindaco, lei parla di opportunità per un territorio, opportunità che lei ovviamente vuole dare ai suoi cittadini, corrispondendo il servizio che i suoi cittadini si aspettano come primo cittadino. Ma quanto importante è in questi territori fare squadra, quindi anche al di fuori del confine comunale di Ariano nel Polesine? Quanto importante è far squadra in questa area meravigliosa, unica non soltanto per il Veneto ma per la nostra Italia, che è il Parco del Delta del Po, e se vogliamo guardarla ancora più estesa il Polesine? È fondamentale oggi. Oggi direi che riuscire a creare delle progettualità che diciamo, che si compenetrino, che si bilancino e che possano essere, diciamo, fatte insieme agli altri territori ai comuni vicini del nostro territorio, è fondamentale. Ariano nel Polesine è il comune dal quale inizia il Parco del Delta. È un comune molto esteso, un comune di quasi 50 chilometri che parte dalla frazione di Santa Maria in Punta, dove ha inizio proprio il Delta del Po, e arriva facendo un lungo percorso arginale di oltre 40 chilometri, arriva fino a mare. Questo dà la possibilità e l'opportunità del nostro comune di avere una valorizzazione sia appunto ambientale, sia della navigazione, sia della ciclabile, sia poi parlando sicuramente, insomma, parleremo anche dell'aspetto turistico legato alla parte storica, archeologica della frazione di San Basilio, ma tutto questo oggi più che mai deve essere messo in rete con quelle che sono le peculiarità di altri territori. Penso per esempio agli altri comuni del Parco del Delta, che hanno una visitazione turistica prevalentemente balneare, e oggi il turista che viene nei nostri territori richiede più non solo una parte balneare, ma anche tutta una parte anche storica e di altro.
Quindi... Sindaco, purtroppo siamo arrivati al termine di questa rubrica. È molto bello sentire i racconti dei primi cittadini. Io la ringrazio per un racconto così fedele. Avremo modo di rivederci, di tornare sui temi e conoscere ancora più approfonditamente Ariano nel Polesine. Intanto do appuntamento a tutti i nostri ascoltatori alla prossima puntata. Grazie a Vincenzo Gottardo e alla sua ospite Luisa Beltrame, sindaco di Ariano Polesine in provincia di Rovigo. Si chiude qui la nostra trasmissione, ci rivediamo per i prossimi appuntamenti de Il Veneto in diretta.